Buona giornata, ben trovati, eccoci al nostro appuntamento dedicato come di consuetudine al mondo dello sport attraverso la nostra web tv www.venetoglobe.com, dove trovate tutti i nostri servizi, le nostre interviste, i nostri reportage in modalità on demand. Ogni sera invece 19:40 circa e poi in replica nella seconda serata ci trovate su Caffè TV 24, canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia che comunque potete vedere e sintonizzare anche in Emilia Romagna e nelle Marche. Tragedia nel mondo del nuoto, è morto a soli 26 anni Kenneth To, che vedete, atleta di Hong Kong, specialista di stile libero e misto. Adesso il calcio con i mister della storia, e nella storia c'è anche Arrigo Sacchi sul podio, al primo posto Michels, seguito da Ferguson, premiata la rivoluzione olandese della fine degli anni 60. Nella classifica comunque compaiono anche Ancelotti, Trapattoni, Lippi e Rocco. La nazionale di Mancini, tanto per rimanere in tema, giocherà 2 gare di qualificazione prossimamente ad Euro 2020 contro la Finlandia a Udine il 23 marzo e a Parma, scusatemi, contro il Liechtenstein il 26 di marzo. Mancini con i suoi giocatori ha iniziato già la preparazione in vista di questo doppio incontro. Andiamo per parlare di Serie A e Serie B che sosterranno naturalmente uno stop visto la nazionale italiana, la ripresa in B per esempio il 29 marzo con Cremonese Verona. In Serie C invece ancora affari puntati sul Pordenone del presidente Lovisa, che ha fatto alcune dichiarazioni anche piuttosto interessanti durante la diretta di Rai, dicendo che per Pasqua la formazione dovrebbe essere già matematicamente in Serie B e poi si comincerà a lavorare per la realizzazione dello stadio di Pordenone, uno stadio nuovo oppure uno spostamento in quel di Fontanafredda, sempre nel Pordenonese, o in altri luoghi. Si è parlato anche di Portogruaro per quanto riguardava appunto la possibilità del Pordenone. Staremo a vedere come ci si snoderà e ci si metterà d'accordo per questo campionato di Serie B che diventa molto importante per la compagine del presidente Lovisa. In Serie D invece gli occhi sono puntati sull'unica trevigiana ed è quella del Montebelluna che ha vinto contro il Tamai per 1-0, smuovendo la classifica, e ora bisogna continuare, comunque andare alla ricerca di altre 4 vittorie che potranno dare una salvezza sicura alla compagine di Checco Feltrin. In eccellenza sabato abbiamo avuto l'anticipo tra Eclisse e Vittorio Veneto, finito 2-1 per la formazione del Vittorio Veneto. Ieri ai nostri microfoni c'era Paolo Zoppas, tecnico del Vittorio. Ora tocca a Stefano Della Bella, allenatore dell'Eclisse Careni Pivigina. So che non ti aspettavi di cedere altri 3 punti così, anche perché non è stato un brutto primo tempo, poi avete cercato nel secondo, però nulla da fare. Sì, nulla da fare, siamo partiti un po' contratti e loro giustamente ci pressavano, non ci lasciavano giocare e sono ripartiti 2 o 3 volte. Dopo purtroppo siamo andati sotto con quel bel colpo di testa, perché dopo è stato anche bravo, l'abbiamo lasciato, siamo saltati anche assieme sinceramente, però ci avevano creato difficoltà nel senso che non ci lasciavano giocare. Dopo in qualche maniera, qualche occasione, qualche palla lunga riuscivamo anche a beccarli e dopo abbiamo subito sto secondo gol che forse ci ha ancora più penalizzato, più tagliato le gambe, più innervosito. Siamo riusciti a rientrare un po' in partita col 2-1. Dopo il secondo tempo secondo me la squadra ha dato quello che doveva dare, li abbiamo messi là, siamo stati sfortunati nell'occasione del rigore, ha fatto 2 buone parate sul portiere, dunque dispiace perché abbiamo concesso quell'occasione a loro. È vero che certe volte eravamo un po' confusionari, però abbiamo lasciato tutto in campo, quello che non era successo domenica scorsa. Cosa imputi questo momento un po' buio così? Forse il fatto che non c'è più la possibilità di arrivare ai playoff svanita un po', oppure che cosa? Un po' magari una serie di cose
Non solo questo, perché un mesetto fa eravamo là vicini, dunque potevamo ancora, la partita forse con gli a Piave, ma avevamo fatto una buona partita lo stesso. Dopo qualche episodio che prima c'era favorevole, adesso magari meno, prendiamo gol magari nell'unica occasione come è successo a Martellago, non riusciamo a cacciarla dentro magari quando meritiamo di far gol, e allora l'equilibrio che c'è sempre stato in questo campionato purtroppo ci porta a questi risultati. Ti ripeto che il primo tempo sì, non è stato, cioè eravamo un po' molli, eravamo nervosi, contratti, non riuscivamo. E invece il secondo tempo, secondo me, ce l'abbiamo giocata, abbiamo lasciato tutto quanto dentro, siamo stati, ripeto, al di là del rigore, a qualche occasione quando il portiere l'ha mollata non siamo arrivati tardi, ha fatto una gran parata su un colpo di testa di Tibolla, dunque c'eravamo, ci abbiamo provato, non era facile perché si chiudevano bene e dunque questo qua però deve essere l'approccio di non perdere sempre tempi o tempo per andare a tirare fuori tutto da subito. E come di consueto è sempre molto obiettivo Stefano Della Bella nell'analisi del post partita, naturalmente per quanto riguarda la sua eclisse. Domani parleremo anche del campionato di promozione, un'intervista con il direttore sportivo Carlo Casagrande per fare un po' il punto sulla situazione in promozione tra Portogruaro e Volpago del Montello, oppure Prodeco Montello come si deve definire. TVB Basket Treviso, la De Longhi Corsara in trasferta ad Imola per 84-76, ora andrà alla seconda trasferta, quella di Forlì, seconda trasferta consecutiva, e si ritroverà in panchina dalla parte opposta un ex giocatore trevigiano sulla panca, Marcello Nicola, che molte volte abbiamo visto ad osservare la partita appunto della TVB in questi mesi. Ha accettato di guidare il Forlì e comincerà a farlo proprio contro la sua ex squadra, diciamo così, contro la TVB De Longhi Treviso. Ponzano in A2 contro l'Albino ha perduto 69-63, quindi per Campagnolo e le sue ragazze è imperativo adesso tornare alla vittoria contro Costa Masnaga, che non sarà certamente d'accordo perché è la terza della classifica. La Rucker Sambe in Serie B, anch'essa affronta la terza forza del campionato, andrà in casa però al Palasystem di Saccon di San Vendemiano contro Padova. È un'abitudine da cancellare quella di perdere in trasferta di un punto per la formazione di Marco Mian. La giornata di ieri è stata tutta appannaggio di una grandissima prestazione dell'Imoco Volley Conegliano. Noi il giorno precedente avevamo stemperato, avevamo forse anche un po' scaramanticamente, insomma, detto che era molto difficile, sarebbe stato un autentico miracolo, non ci credevamo, insomma, e invece loro ci hanno creduto, e questo è l'importante, che loro ci abbiano creduto, perché le ragazze di Santarelli hanno fatto una prestazione magistrale, una strepitosa performance, l'hanno definita un po' tutti i quotidiani sportivi sul Bosforo, una remontada riuscita e qualificazione per le semifinali che vedranno la prima gara tra l'altro al Palaverde contro il Fenerbahce di Brisio, quindi il ritorno di Brisio in terra trevigiana. L'arrivo delle coneglianesi all'aeroporto di Venezia intorno alle 13:25 di oggi, poi il trasferimento immediato per il riposo meritatissimo all'Imoco Village. E chi c'era all'Imoco Village? Beh, c'era la nostra troupe con Vincenzo Russo che comandava le telecamere, e allora sentiamo Daniele Santarelli. E allora all'arrivo un po' di stanchezza perché è stato un tour mica da ridere, però con tanta gioia, immagino. Sì, lo dicevamo prima, per fortuna sono andate bene queste due trasferte, altrimenti non sarebbe stato così piacevole e divertente il viaggio, anche se stancante. Torniamo a casa sereni, felici, adesso ci prendiamo un giorno e mezzo di riposo perché la giornata di oggi è quasi ormai completamente consumata, e domani però è un altro giorno di riposo completo per le ragazze e per lo staff, e poi riprendiamo subito dopo. Un 3-0 all'andata e questo bellissimo risultato. Uno si domanda, ma qual è l'Imoco vera? Quella di ieri?
Sì, forse ieri c'era anche un po' di rabbia dovuta al fatto che la gara dell'andata l'abbiamo proprio sprecata, forse è il termine giusto. Sapevamo, poi riguardando il video con le ragazze ci siamo resi conto che le disattenzioni sono state tantissime e che avremmo potuto interpretare la gara in tutt'altro modo, quindi c'era voglia di riscatto, probabilmente anche il fatto di non aver nulla da perdere ci ha un po' agevolati, e poi però l'unica cosa che secondo me ha fatto la differenza è che le ragazze sono state sempre sul pezzo. Durante tutta la partita non hanno mai perso la lucidità e questo credo si sia visto. Non so se avevi sentito l'intervista con Motta che diceva però attenzione perché sono 2 le partite, a questo punto aveva ragione. Sì, vabbè, questa è una frase che si dice. Io credo che ieri nel momento questo è quello che ho immaginato io. Sapevo che la Boskovic aveva un piccolo problemino, quando l'ha tenuta a riposo probabilmente lui dava quasi per scontato il fatto che vincessero 2-7, visto che poi loro hanno una Final Four di Coppa importante la prossima settimana, e visto il problemino della Boskovic hanno deciso di farla riposare. Credo che lui sentisse sicuramente favorito, come è giusto che sia, un 3-0 è una gara importante. Forse noi li abbiamo un po' tratti in inganno, perché quella prestazione che abbiamo fatto in casa nostra non è stata all'altezza. Fortunatamente ci siamo rifatti e questo è lo sport, è bello così, per fortuna questa volta è andata bene a noi e male a loro. Adesso ci sarà un'altra turca. Sì, esatto, adesso ci sarà prima Brescia, poi Busto, ci prepareremo per queste 2 gare un po' pensando anche al discorso Champions, perché intendo, sì, il fatto del discorso dei palloni Mikasa è quello che fa la differenza, il fatto di aver vinto la regular season con qualche giornata di anticipo ci permette di preparare la gara col Fenerbahce nel migliore dei modi. Certo che penseremo prima a Brescia e poi a Busto, perché è giusto che sia così, però una parte della nostra testa sarà già lì, indubbiamente. Io inizierò a studiarle presto, sono una squadra forte, temibile, con tutte giocatrici che conosco abbastanza bene, qualcuna faceva parte già del roster lo scorso anno, qualcuna la conosco direttamente, e quindi sarà una bella sfida. E adesso si riposa. Adesso si riposa totalmente, sì. Buon riposo. Grazie mille, grazie. È un buon riposo sicuramente a Daniele Santarelli e le sue ragazze, se lo meritano, grandissima prestazione. Testa già al campionato, come avete sentito, in trasferta, si propone la sfida con Brescia. Benetton, rugby al lavoro. Per la Pro 14 si lavora per la trasferta, i ragazzi e l'intero staff partiranno domani per Connacht, dove venerdì sono attesi da questa gara importante. Lui non ci sarà, Ignazio Brex è stato operato a Rovigo al polso, pensate che ha giocato, insomma, le ultime partite che ha fatto, ha giocato con una frattura al polso, però è sempre stato in campo, ha stretto i denti ed è riuscito anche a giocare molto molto bene in certe occasioni. Complimenti a lui, operazione perfettamente riuscita. Presentato oggi al ristorante Al Parco da Loris, torniamo al calcio, però calcio giovanile, la 17ª edizione dell'omonimo torneo denominato USD Opitergina. Ce ne parla proprio Loris Bellè, eccolo. E allora Loris, 17ª edizione, quando sei partito, ma insomma si pensava, però insomma siamo quasi alla 20ª, bene direi. Sì, bene, 17ª, speriamo che ci porti bene e non male, perché il numero non è proprio adatto. Comunque sì, siamo alla 17ª, mi pare che l'ambiente è già caldo, i collaboratori, voglio dire, hanno interesse a portare avanti, le società anche, siamo messi bene, stiamo partendo bene. Sono state cambiate le società, diciamo, Opitergina è una conferma dello scorso anno, nuovo il Volpago. Sì, la motivazione è soprattutto diciamo, gli impianti, le strutture, ma anche l'idea di farlo itinerante anche per un marketing territoriale, voglio dire, ci interessa anche fare questo, insomma. Tu hai sempre sostenuto, insomma, facendo girare squadre di un certo livello e soprattutto categorie dove i giocatori sono accompagnati dai genitori, si può fare turismo, si può fare enogastronomia. Sì, esatto, l'evento deve portare gente, altrimenti in un evento senza la gente non dice nulla. E allora dal 17esimo al 34esimo? Dal 17esimo, pensiamo di fare il 18esimo già da adesso, abbiamo già una mezza idea di farlo internazionale, questo potrebbe essere un'idea da portare avanti, una novità.
Ci concentreremo anche domani su questo torneo, 4 gironi, si gioca ad Oderzo e Volpago del Montello, inizio fissato per il 23 aprile, finali il 25 aprile allo stadio Opitergium di Oderzo. E con questa notizia termina il nostro appuntamento odierno di www.venetoglobe.com dedicato al mondo dello sport. A tutti voi, a domani!